Direttore, innovazione, nuove tecnologie, ciò che Unione Veneta Bonifiche riesce a dimostrare. Si può fare tanto anche con budget bassi se si individuano i progetti giusti. Sì, e sul fronte ambientale, sul fronte dell'innovazione, sul fronte delle energie rinnovabili, i consorzi di bonifica hanno sempre investito e ci hanno sempre creduto. In questo salone abbiamo voluto mettere in esposizione proprio tutte le iniziative, alcune le più importanti, che i consorzi di bonifica hanno messo in atto. E non solo, abbiamo chiesto a tutti i consorzi d'Italia di poter esporre delle eccellenze, di mettere in mostra quello che i consorzi in maniera autonoma, silente, come è il suo solito, come è la sua caratteristica, hanno realizzato opere importanti di alta tecnologia, di ricerca e di innovazione e ripeto, sia sul campo ambientale con aree di fitodepurazione, importanti osi naturalistiche, sul campo delle energie elettriche metteremo in mostra in evidenza oggi dei micro impianti idroelettrici a bassissimo costo e che hanno degli impatti ambientali zero, così come altre iniziative che sono state realizzate proprio dai consorzi di bonifica in tutta Italia. Cito i pannelli galleggianti solari, i pannelli solari galleggianti, possiamo citare gli ossigenatori sui corsi d'acqua, ossigenazione forzata per aumentare la vivibilità dentro i corsi d'acqua nelle paludi del Fucecchio in Toscana, quindi iniziative straordinarie. Ecco che si lavora anche in chiave di prevenzione, ovviamente, è la vostra parola d'ordine. Beh, certamente questo vuol dire prevenire, perché creare ambiente vuol dire limitare sicuramente le emergenze successive. Non sempre qualcuno percepisce che fare ambiente in questo modo vuol dire anche aumentare la sicurezza idraulica, per esempio quando ci sono le emergenze, dove i consorzi di bonifica sono estremamente coinvolti nella gestione del territorio. Ripeto, avremo anche un'importante relazione all'interno del nostro convegno di stamattina sul valore economico che ha l'ambiente. Fare ambiente vuol dire fare economia, fare iniziative ambientali vuol dire produrre reddito per la società, quindi questo è un filone su cui i consorzi di bonifica vogliono dire qualcosa ancora alla società. Le fanno piacere i complimenti arrivati dal presidente Ambi, che dice che Unione Veneta Bonifiche è sempre, diciamo, davanti a tutti, un pioniere anche nell'esplorazione di queste nuove opportunità? Sì, ci fa molto piacere, è una conferma della intensa attività che i consorzi di bonifica del Veneto hanno sempre fatto. Ci siamo riorganizzati 3 anni fa, oggi siamo pienamente operativi e siamo pronti a dimostrare le nostre eccellenze e soprattutto, come in questo momento vuole anche la politica, vogliamo dimostrare l'efficienza che i consorzi di bonifica hanno nella gestione, quindi non sono enti che molto spesso qualcuno definiva carrozzoni, sono enti veramente importanti sia nella gestione ma soprattutto nell'innovazione, nella ricerca e nell'operatività quotidiana.